Quarta corsa dal Savio di Cesena, è una prova per cavalli di 3 anni, non vincitori di 2000 euro in carriera. Si sfidano in 13 sui 1660 metri, dietro le ali della macchina. Corsa apertissima. 1 Every Mail, Natale Cintura, 2 Election AS, VP dell'Annunziata, 3 Eric Star, Andrea Vitagliano, 4 Esbian MTT, Davide Di Stefano, 5 Eva Trio, Paolo Leoni, 6 Ermin Slov, Nicola Salacone. In seconda fila 7 Amplain ZL, Enrico Montagna, 8 Esedra Cub, Emanuele Ossani, 9 Egberto Mail, Maurizio Cheli, 10 Edelweiss Bass, Giuseppe Pistone, 11 Enigma d'Amore, Giuseppe Lombardo, 12 Elisa degli Ulivi, Roberto Ruvolo, 13 Elmo Jet, Roberto Faticoni. Autostart che ha raccolto i partecipanti, allineamento un po' a caso in seconda fila. Si parte con la velocità iniziale da parte di Eric Star che va al comando. Parte molto bene dalla seconda fila Edelweiss Bass che si propone in terza corsia. Di fuori allo scoperto c'è Eva Trio alla corda Election AS. Si vanno a completare i primi 200 metri di corsa per Eric Star in 14,4. Allievo di Andrea Vitagliano che ha preso la testa con decisione, sbaglia Election AS, si sistema in corda così Eva Trio avanti ad Edelweiss Bass, mentre cerca la risalita all'esterno Enigma d'Amore. 29,2 per i primi 400 metri di corsa. Eric Star all'avanguardia, seconda posizione per Eva Trio, poi Edelweiss Bass, Enigma d'Amore che avanza allo scoperto. Non è facile il compito perché il ritmo imposto davanti da Eric Star è impegnativo per la categoria, 45 meno qualcosa per i primi 600 metri. Eric Star al comando, Enigma d'Amore che con decisione si porta al suo esterno, alla corda sempre Eva Trio, poi Edelweiss Bass, seconda pariglia per Esbian MTT. Si viaggia sotto al piede dell'1,15 con Eric Star che ribatte ad Enigma d'Amore che è sempre lì all'esterno, 1,15,1 il primo chilometro. Eric Star in vantaggio, Enigma d'Amore che scende seconda avanti ad Eva Trio, quindi Edelweiss Bass che si libera dalla corda e cerca di venire a fare l'arrivo a 400 dalla conclusione. La retta in line 14,8, Eric Star in fuga da tutto il resto della compagnia, 300 metri dalla conclusione. Andrea Vitagliano che sta provando a fuggire, Enigma d'Amore tenta inseguirlo, poi Edelweiss Bass, la retta d'arrivo per Eric Star che è in fuga totale. Eric Star che ha 100 dal palo, ha ancora 3 da gestire, affievolisce un po' l'azione, avanzano gli altri, Eric Star però è ancora davanti. Eric Star che porta a casa la vittoria nei confronti di Enigma d'Amore. Al terzo finisce Egberto Mail. Il mollo di Eric Star, Andrea Vitagliano che allena e guida per i colori di Davide Olero, figlio di Langdon Griff, in coast to coast, se ne va a vincere come vuole. Netto al traguardo, al secondo posto finisce Enigma d'Amore, al terzo Egberto Mail. Successo per Eric Star, Andrea Vitagliano, Davide Olero alla proprietà del figlio di Langdon Griff.